Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti. Questo è la terza proiezione del format Italian Docs Future e anche l'ultima purtroppo. Anche oggi, come ieri, presentiamo 2 cortometraggi. Italian Docs Future è un format che ci sta molto a cuore perché cerchiamo di presentarvi quelle che sono le nuove voci del documentario nazionale, autori e autrici che si sono particolarmente distinti per come stanno rivoluzionando e risemantizzando il concetto di cinema del reale, ibridandolo molto spesso, come vedrete, con archivio e molto anche cinema sperimentale. Questo format in realtà sarà un format completamente autogestito, per cui io adesso presento, ma poi saranno gli autori stessi, insieme a un ospite d'eccezione che dialogherà con loro, a gestire appunto la talk. Vedremo prima Night Blooms di Giulia Di Maggio, che è qua con noi, insieme... alzati che così ti... che è qua con noi insieme a Giovanni Di Giandomenico, il compositore del film. Subito dopo... Immediatamente dopo ci sarà appunto una piccola discussione, abbastanza breve, ma che poi potete continuare informalmente anche fuori se vi interessa continuare a chiedere. Dopo ci sarà appunto Sueña Ora, invece, che è un film di cui abbiamo solo uno dei 3 autori. Abbiamo con noi Francesco Lorusso, che insieme appunto a Gabriele Licchelli ed Andrea Settembrini è il coautore di questo altro cortometraggio. L'ospite d'eccezione è Marco Bertozzi, autore, curatore, direttore di Unarchive, che appunto dialogherà con loro in questo scambio appunto che vogliamo essere alla pari, da autore a autore, da autori a autori. Una cosa che è molto interessante secondo me di notare di entrambi questi film è che arrivano entrambi da 2 residenze, tra l'altro una di cui Marco conosce molto molto bene, che avrà poi la possibilità di raccontarvi un po' meglio. Buona visione, appunto prima vediamo Night Blooms e poi Sueña Ora. Per questa perla. È incredibile come da un film corto come questo si possa partire per tante riflessioni su il cinema documentario, il cinema d'archivio e che cos'è il cinema oggi, allargando, no, a un orizzonte ancora più vasto. Il livello di tenerezza, di affettività che sembra essere l'opposto di quell'idea documentaria che fino a 20-30 anni fa scandiva dei paradigmi della certezza, della verità. Qui la voce è una voce assolutamente personale, mentre là avevamo una voce paradivina che sembrava essere quella della verità, no? C'è stata una rivoluzione incredibile. Ed è molto importante vedere film come questi e che escono anche dai nostri orizzonti distributivi e che invadono veramente il cinema, anche quello più grande, anche quello diciamo di serie A. Volevo partire però dall'atto fondativo, dall'imprinting, perché questo film nasce all'interno di una residenza che si chiama Suoni e Visioni e che fa parte di quella costellazione condotta, diretta, auspicata dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, la Costellazione Unarchive, che gode di un premio, il premio Zavattini, per film fatti con materiale d'archivio. Questa residenza, appunto, Suoni e Visioni, è il festival Unarchive Found Footage Fest. Dunque volevo chiedervi come avete lavorato all'interno di questo momento in cui viene richiesto proprio a un regista e a un compositore di lavorare insieme nell'ottica di risemantizzare i materiali d'archivio. Grazie mille. Suoni e Visioni sostanzialmente è stato un tempo e uno spazio di 3 settimane in cui avevamo la possibilità eccezionale di avere accesso completo e libero all'archivio AMOD per poter partire da lì per inventare una storia senza nessun vincolo. Infatti ringraziamo questa incredibile possibilità
di collaborare fin dal principio in scrittura tra la musica, il suono e le immagini. E da lì siamo partiti da un'idea fondante che un po' ha seguito e ha accompagnato e ha influenzato la ricerca in archivio, di provare a raccontare una piccola storia di una relazione fragile che è sul punto, sulla soglia di poter diventare un amore o di sparire per sempre. E con questa idea di due mondi distanti che cercano di comunicare ci siamo orientati nella ricerca d'archivio e nella scrittura che abbiamo fatto insieme e sul suono. Sì, sulla scrittura la cosa interessante che ci ha offerto la residenza anche come esperienza creativa è stata quella di non necessariamente partire dall'immagine e poi arrivare al suono, ma in qualche modo rimpallarci anche la stessa ricerca in archivio, perché abbiamo fatto una ricerca non soltanto di materiale visivo, ma anche molti dei materiali che avete sentito provengono da archivi sonori dell'archivio Amod, quindi ci sono ovviamente sono delle compenetrazioni poi con la scrittura, cosa che è successa anche con l'immagine, perché poi c'è anche una parte finale che è girata, per esempio, quindi diciamo abbiamo cercato di risignificare anche personalmente l'archivio con quello che volevamo raccontare poi. Con un testo che è pura finzione. Il testo lo abbiamo scritto a quattro mani e la voce fatta con l'intelligenza artificiale un anno fa, quindi sì, diciamo i software non erano così sofisticati come oggi, però c'è stato un grande lavoro in realtà di editing che forse... Sì, diciamo sulla voce e sul montaggio in generale abbiamo lavorato sulla voce appunto con l'intelligenza artificiale, perché volevamo intanto avere contezza pratica in 3 settimane velocemente di un ritmo all'interno dell'immagine, e poi ci siamo un po' affezionati a questa voce perché comunque aveva una sua personalità pur non avendola in qualche modo. Era una voce che poteva essere quella di chiunque, anche con un inglese un po' non troppo pulito, quindi è una voce che in qualche modo ci faceva sentire, come dire, accolti. Ognuno può rivedere in questa voce la propria. Questo è diciamo, il messaggio che volevamo nascondere in questa scelta. Sulla musica invece ci sono abbiamo collaborato anche con un altro musicista che ha scritto, sì, Ayarkana, un producer nella parte del club, quindi comunque abbiamo anche esplorato tutti i nostri mondi onirici legati al suono, ci siamo divertiti tanto, quindi. E qual è il destino di un film come questo? È partito dal Festival dei Popoli, mi sembra, no? E cosa gli aspetta ora? Domanda da $1 milione. Sì, è partito dal Festival dei Popoli, avrà un nuovo spazio-tempo ad Anarchive Festival, che è il festival che raccoglie di anno in anno anche i lavori che vengono da queste residenze organizzate da Amod, quindi a maggio sarà a Roma. E cerchiamo di trovare la possibilità di farlo vivere ancora, perché non è facile trovare spazi belli come questi. Infatti ringraziamo Pordenone Film Fest perché stavamo aspettando di capire quale sarà il destino di Nice Blooms adesso. E voi avete altri progetti in divenire? So che stai scrivendo un lungo, è una collaborazione che continuerà. Ci vuoi raccontare quello che si può dire naturalmente all'inizio di un progetto? Certo, molto volentieri. Sì, tra l'altro abbiamo la fortuna di avere la producer in sala, Nadia Trevisan. Sì, è un progetto documentario con
comunque delle, chiamiamole ibridazioni, che ci vedrà ancora collaborare con le musiche. Stiamo già iniziando a ragionare prima ancora di girare ed entrare in montaggio, ed è un film che si chiama Le due madri, ed è brevemente un progetto che riguarda una parte della mia famiglia materna, della storia di mia madre che è stata informalmente adottata da una zia, che è una cosa che in realtà succedeva spesso nelle generazioni del passato, che ha lasciato un rapporto molto complesso tra le sue due madri. E il film inizia dal momento in cui mia madre è venuta a mancare, ed è la ricostruzione di queste 3 generazioni che dialogano tra passato e presente. E quindi ci sono anche lì molti archivi, ci sono ancora tante cose da girare, insomma, e stiamo già lavorando alle musiche. Sì, è come se le biografie e le autobiografie, a proposito della rivoluzione del cinema documentario degli ultimi decenni, si fossero progressivamente spostate dalla rilevanza del protagonista documentato e invece ci fosse la possibilità di biografie di gente comune che parla in prima persona, che racconta in prima persona, la cui qualità del film non è più data appunto dalla notorietà del protagonista, ma dai processi di messa in forma, dalla qualità filmica, no? Quindi c'è stato questo spostamento gigantesco che pure mi sembra una grande speranza e una bella cosa per il cinema documentario. Io direi di procedere con l'altro film e poi, se abbiamo ancora qualche minuto alla fine, magari tutti insieme facciamo un ultimo tour. Ok? Bene.